spinsi più lontano, verso il cuore di questa regione abbandonata, puntando verso il dito di terra che si protende nel mare, all'estremità del quale è il luogo dell'antica Tarros. La scogliera che discende bruscamente alla fine del promontorio è bucherellata dalle tombe dei coloni cartaginesi. Questa necropoli, scavata in profondità, era una volta una miniera d'oro e di pietre preziose, ma il moderno archeologo ha completato l'opera di spoliazione che i saraceni incominciarono 1.000.000 di anni fa. Il tempo e le tempeste hanno spaccato le rocce e fatto irruzione nel riposo dei principi. Il vento fischia tra le camere funerarie una volta sotterranee. Sabbia e polvere hanno ostruito i grandi sarcofagi che una volta racchiudevano braccialetti e collane, anelli e orecchini e nastri d'oro che un tempo stringevano la fronte delle sacerdotesse di Baal. Ora il luogo è deserto e i soli suoni che interrompono il silenzio di morte sono le grida degli uccelli marini quando volano sopra le tombe vuote. Così si presentava la sepolta Tarros all'inizio del nostro secolo all'americano Crawford Fitch, l'immagine desolata e suggestiva di una città morta. Una città morta 2 volte, nell'XI secolo per le rapine dei pirati saraceni e in tempi più recenti per la bramosia e l'incuria degli uomini, spesso incapaci di comprendere quanto le pietre, i gioielli e le vestigia dei nostri antenati raccontano. È per questo motivo che val forse la pena di ripercorrere qualche tappa del faticoso cammino dell'archeologia in Sardegna nel secolo scorso, partendo proprio da Tarros. Nell'Ottocento cominciarono nella penisola del Sinis, nella zona centro-occidentale della Sardegna, sistematiche campagne di scavo. La passione per il collezionismo antiquario aveva spinto il marchese d'Arcais, il La Marmora, lo Spano e talaltri ad effettuare ricerche archeologiche in tutto l'Oristanese. Ma una data estremamente importante per la storia degli scavi fu il 1851. Caro Lord Vernon, benvenuto nella mia modesta tenuta. È un onore per me ospitare un personaggio di cui tutto il mondo apprezza la cultura e la raffinatezza. Oh, mi lusingate, dear Conte. Piuttosto è tutto mio e il piacere nel rivedervi, nel godere della vostra generosa ospitalità. Avrete fatto un buon viaggio, spero. Non male, no. Il mare era liscio come l'olio. Ma ad essere sincero, la strada da Porto Torres ha messo a dura prova la mia povera schiena. Eppure, Sir John, quella strada che la benevolenza del nostro defunto sovrano, Carlo Felice, ha concesso ai suoi fedeli sudditi, è la più moderna e comoda dell'isola. Ma sarà come voi dite. Sarà che la mia schiena comincia a essere non più tanto giovane. Che dite, Lord? A vedervi sembrerebbe che vendiate vitalità e salute. Ad ogni modo il mio cameriere vi accompagnerà agli appartamenti che vi ho riservato. Così avrete modo di riposarvi un po' prima del tè. Non so come ringraziarvi, mio gentile ospite, ma credo proprio che il riposo sarà in sovrappiù. È bastato infatti il soave profumo degli aranceti di Milis per ristorare il mio corpo, rinfrancarmi lo spirito. Come volete, sir. A più tardi, dunque. A più tardi. Vi vedo assorto, Sir John. Sentite già nostalgia della vostra Firenze? Siate allegro, mio caro. A Milis difettano, è vero, i codici danteschi, ma in compenso non manca la vernaccia vecchia e l'aria fresca.
Vedrete, non vi annoierete di certo. Ho già disposto per domani una bella battuta di caccia al cinghiale. Oh, non è la nostalgia a tenere i miei pensieri. E d'altronde la nostalgia è un sentimento quasi sconosciuto a chi, come me, ha scelto come patria il mondo. No, il fatto è un altro. Ecco, Non vi garba forse l'aria di Milis, la solitudine della campagna? Siate franco, non fate complimenti. Potremmo trasferirci a Cagliari anche domani, se volete. no, niente di tutto questo. Piacerebbe anche a me godere a lungo della vostra deliziosa compagnia, dell'incantevole primavera di Milis. Ma, come vi ho scritto, da quando quel diavolo di Lord Talbot mi ha mostrato gli splendidi gioielli trovati a Capo San Marco, non vedo l'ora di verificare di persona quello che è sulla bocca di tutti. Pare che nel luogo della sepolta Tarros una nuova Pompei attende chi mostri al mondo le sue preziose vestigia, le sue passate glorie. Ma ora che poche miglia mi separano dalle agognate rovine, temo che, per dirla col mio sommo poeta, temo che la mia venuta non sia folle. Non avete affatto motivo di preoccuparvi. La vostra venuta non sarà inutile, mio dotto Lord. Io stesso, l'anno passato, ho rinvenuto a Tarros diversi gioielli, tra cui un prezioso pendente gitizzante e un amuleto d'oro a forma di crisalide. E prima di me, il canonico Spano aveva messo in luce ben 5 tombe, e ancora il marchese d'Arché, il marchese Scotti e il direttore del museo di Cagliari, Cara, che 10 anni fa scavò alla presenza dell'augusta maestà Carlo Alberto. Che sia come dite, anche se ora mi avete messo un nuovo e più rovente dubbio. Perché io sia giunto forse alquanto tardo. Purgatorio? No, caro conte, inferno, canto 27. Beh, fa lo stesso. Ad ogni modo farete bene a dimenticare per un po' le terzine dantesche. Non credo che i pescatori e i contadini di Cabras che porterete con voi a scavare apprezzino finemente la poesia del ghibellin fuggiasco. Gradiranno di più, penso, i vostri fiorini e del buon vino, i 2 soli strumenti capaci di fugare i timori e le superstizioni che aleggiano la valle dei morti di Tarros. Non preoccupatevi, su questo argomento mi ha già edotto Lord Talbot. E allora, via ogni pessimismo, Sir John. Impaziente di intraprendere le sue ricerche, Lord Vernon si recò nella zona di Tarros e, assoldata una squadra di operai di Cabras, iniziò i suoi scavi a ridosso del promontorio di San Marco. La fortuna dei principianti fu dalla parte del nobile inglese e in poche settimane vennero scoperte circa 14 tombe, una vera e propria necropoli colma di preziosissimi corredi funebri. Una gran quantità di gioielli, scarabei, avori, ceramiche, dalle sponde del Mare Mortu passarono così a quelle dell'Arno, ad abbellire la residenza fiorentina di Lord Vernon. Questa massiccia esportazione di reperti archeologici fu però ben poca cosa rispetto al danno provocato indirettamente e involontariamente dal Vernon. Finita la campagna di scavo, infatti, gli improvvisati archeologi di Cabras tornarono al loro paese per riprendere le loro normali attività di agricoltori e pescatori, portando con sé il ricordo dei meravigliosi tesori scoperti a Tarros sotto la guida dell'eccentrico Lord. La notizia si propagò in un baleno e tutti a Cabras e nei villaggi vicini furono presi dalla febbre dell'oro. Gli scavi di Lord Vernon misero tutto il paese di Cabras in movimento. Gli abitanti furono presi da furore per cercare i tesori nascosti, come pressappoco in questi ultimi anni si recarono tanti ricercatori d'oro nella California e nell'Australia. Si formarono dunque delle compagnie intere di uomini
che, attirati dalla sete di guadagno, si misero a scavare quella stessa località che Lord Vernon aveva abbandonato un mese avanti. Più di 500 uomini, nello spazio di 3 settimane, non fecero altro che rovesciare tutto il terreno senza remora. La Marmora scriveva però quando le sventure di Tarros non erano che agli inizi. Non si può dire infatti che i tombaroli di Cabras usassero le dovute cautele nello svolgere le ricerche. Essi erano attratti soprattutto dalle tombe ipogeiche, le sepolture più ricche di corredi funerari. Queste sono in prevalenza del tipo a dromos, perché l'accesso non è verticale come in quelle dette a pozzo, ma è costituito da uno stretto corridoio, nel quale si scende per mezzo di una rampa di scalini. Mentre la camera sepolcrale, interamente scavata nella roccia e di forma quadrangolare, aveva il portello d'accesso chiuso da un gran masso, spesso ostruito da depositi di sabbia e terra. Quando dunque il violatore di tombe era riuscito a penetrare dentro un ipogeo, scrive Giuseppe Pau, dopo un sommario spoglio di quanto riteneva più prezioso, con un palo di ferro percuoteva le pareti della sepoltura. Se a quella percussione sentiva il vuoto, il tombarolo si trasformava in un artificiere. Praticava un foro nella parete, vi deponeva la carica dell'esplosivo, accendeva la miccia e correva al riparo. Dopo l'esplosione entrava nella tomba ancora fumante e polverosa, riempiva la sacca di gioielli e vasellame prezioso e iniziava il sondaggio in un'altra parete. Quando più di 100 sepolcri erano stati così barbaramente saccheggiati, il governo piemontese si decise finalmente ad arrestare lo scempio. La zona degli scavi venne recintata e i 500 tombaroli dovettero tornarsene a casa, con la coda tra le gambe ma le tasche piene di monili punici, alcuni dei quali finirono nelle collezioni di facoltosi oristanesi, mentre altri vennero fusi per farne nuovi gioielli. Come si è accennato, attrassero maggiormente l'attenzione di archeologi e cercatori improvvisati le sepolture. Meno frequenti furono invece le ricerche all'interno del nucleo urbano di Tarros, messo in luce solo successivamente in tempi a noi più vicini. Fu infatti Gennaro Pesce, sovrintendente archeologico per la Sardegna, ad iniziare nel 1956 le ricerche nel centro urbano di Tarros e nel settore settentrionale della città. Scavi che proseguirono poi sotto la direzione del professor Ferruccio Barrecca. Ma torniamo alle travagliate vicende dell'archeologia nell'Ottocento. Lord Vernon era dunque unanimemente ritenuto responsabile, seppur indiretto, dei saccheggi messi in atto nella necropoli di Tarros, e si pensava che avesse contribuito ad esportare all'estero una gran quantità di reperti terrensi, principalmente nella sua Londra, dove intorno agli anni 50 del secolo scorso era attivo un fiorente mercato di gioielli e oggetti preziosi. Ma le cose andarono diversamente. Number 33, Old English furniture, 15th century, basic price £2,000. Does anyone offer more? Good sir, £2,200. Ho prenotato 2 posti sul vascello postale per Calais che parte domani mattina alle 11. Qui intanto come va? A gonfie vele. Stanno mettendo all'asta i quadri di quel gentiluomo fiorentino che ti ho presentato ieri. Poi verrà battuto il nostro ultimo lotto. Quello degli scarabei e degli orecchini. Proprio quello. Beh, non c'è che dire. In appena 3 giorni siamo riusciti a piazzare qui a Londra più di quanto probabilmente avremmo venduto a Parigi in un anno. A Londra neppure li guarderanno i vostri gioielli di Tarros. E allora tornerete qui da me con la coda fra le gambe e sarò io a dettare il prezzo. Quel pitocco del direttore del Louvre si è proprio sbagliato. Lo puoi ben dire. Qui al British non si sono fatti ripetere l'offerta 2 volte. 1430 pezzi, 1000 sterline. Pagate sull'unghia senza batter ciglio. Questo si chiama agire da gentleman. 1000 sterline che vanno ad aggiungersi agli altri 3000 che, se Dio vuole, stasera ritireremo al termine delle contrattazioni. Un bel gruzzolo per Bacco. Con quelli che stanno per battere sono ben 2643. I pezzi messi all'asta qui da Christie's.
Questi inglesi farebbero qualsiasi pazzia pur di possedere un gioiello antico, un reperto archeologico. Hai visto come per poco? Ieri pomeriggio quei due non venivano alle mani per quella corazza di guerriero pudica. Beh, alla fine se l'è aggiudicata quello grasso, per ben 215 sterline. Questa volta non possiamo proprio lamentarci dei nostri scavi di Tarros. Domani, caro banchiere Olivetti, si torna a casa. Contento? Contentissimo. Comandante Barbetti. Raffaele Olivetti. Un bel nome. Suona bene, mi sa che lo terrò. Non dire stupidaggini. Da dopodomani dovremo cambiare nomi e titoli per riprendere la nostra vera identità. Su, entriamo. Ora tocca ai nostri pezzi. Gentlemen over there. Si è voluto immaginare così l'ultimo atto di un'intricatissima vicenda che a metà del secolo scorso ruotava intorno a migliaia di gioielli e ceramiche provenienti dalla necropoli di Tarros. Attori protagonisti di questa massiccia esportazione di reperti archeologici furono, secondo questa versione dei fatti, il comandante Barbetti e il banchiere Olivetti. L'Orver non viene dunque sciolto da qualsiasi addebito e il mistero rimane sull'identità dei due personaggi che abbiamo visto muoversi nella casa d'aste di Christie's. Recenti studi e ritrovamenti documentari hanno gettato nuova luce sulla vicenda e una possibile soluzione dell'enigma passa per il celebre British Museum di Londra. Il Dipartimento della Western Asiatic Antiquities conserva quella che, già dal secolo scorso, veniva chiamata la Great Sardinian Collection, oltre 1700 preziosi reperti giunti da Tarros. Sono oggetti di corredo funerario ritrovati in sepolture fenicie, puniche e bizantine. Oggetti che servivano ad ornamento a ricche signore, orecchini in oro di pregevole fattura, alcuni dei quali ricordano moduli decorativi ancora adoperati dagli artigiani sardi. Anelli, con o senza i caratteristici scarabei, o gioielli di foggia più semplice. Particolarmente interessante è il bracciale, o secondo alcuni parte centrale di un diadema, costituito da lamine d'oro lavorate a sbalzo, molto simile a quello conservato nel Museo di Cagliari. E ancora collane in pietre dure con pendenti d'oro e piccolissimi amuleti che, come si può immaginare, ben si collocavano in un contesto funerario. Si trovano anche oggetti relativi alla professione e alla funzione del defunto, come questo curioso sigillo cilindrico. Non mancano neppure preziosi oggetti di uso quotidiano, deposti nelle sepolture dagli abitanti di Tarros per abbellire l'ultima dimora dei loro cari. Le caratteristiche ceramiche attiche a figure nere, o quelle etrusche, i minuscoli contenitori per i profumi di fattura punica. Oggetti questi che, provenendo dai più lontani porti del Mediterraneo, testimoniano la vitalità commerciale di Tarros sin dall'VIII secolo a.C. Il modo però in cui tali oggetti pervennero al British conferisce alla vicenda l'aspetto di un vero e proprio giallo che chiama in causa Gaetano Cara, nell'Ottocento direttore per oltre 30 anni del Museo Archeologico di Cagliari. A nome del Cara agiva infatti il comandante Barbetti, un ufficiale in congedo dell'armata francese, quando nell'ottobre del 1855 si presentò al Museo del Louvre a Parigi per offrire una collezione di reperti di grande valore ritrovati a Tarros dallo stesso Gaetano Cara nel corso degli scavi intrapresi l'anno precedente. Ma il prezzo proposto per l'acquisto della collezione sembrò eccessivo ai funzionari del Museo Imperiale e al comandante Barbetti non restò altro da fare che attraversare la Manica per trovare a Londra nuovi e più ben disposti acquirenti. E li trovò nel British Museum, che, come abbiamo visto, per ben 1000 sterline ebbe i 1430 pezzi offerti dal Barbetti.
Indubbiamente la collezione era quanto di meglio potesse desiderare un direttore di museo, ma ciò che più di ogni altra cosa dovette entusiasmare Mr. Hawkins, allora responsabile della sezione archeologica del British, furono i registri e i disegni con i quali il Cara, precorrendo sorprendentemente gli sviluppi della metodologia di scavo archeologico, documentava l'esatta provenienza e la collocazione di ciascun oggetto al momento del ritrovamento. Le indicazioni fornite dal Cara e integralmente accettate dai curatori del museo lasciano comunque aperti molti interrogativi. Molto spesso infatti sono indicati come provenienti dalla stessa tomba oggetti risalenti ad epoche molto distanti tra loro. Nella tomba numero 6, per esempio, si trovano insieme scarabei del 450 a.C. e ceramiche della Campania risalenti al I secolo a.C. Lasciamo comunque le problematiche archeologiche e torniamo alla nostra storia. Appena 2 mesi dopo l'acquisto della collezione Terrence da parte del Museo di Londra, il Barbetti scrisse nuovamente a Mr. Hawkins per proporre l'acquisto di una nuova collezione di antichità ritrovata a Tarros dal direttore del Museo di Cagliari, Gaetano Cara. Questa volta però l'Hawkins non volle saper niente. Si interrompe dunque qui il rapporto tra il Cara, i suoi misteriosi emissari e il Museo Britannico. La nuova collezione offerta dal Barbetti prenderà una nuova strada, purtroppo più rovinosa. Un tale Raffaele Olivetti pubblicò a Parigi nel luglio del 1856 un opuscolo il cui titolo, tradotto dal francese, così suona: Catalogo di una collezione di antichità fenicio-egiziano-sarde trovate nella necropoli di Tarros, appartenenti a Messie Raffaele Olivetti e a Messie Comandante Barbetti. Ma anche questa volta a Parigi la fortuna non arrise ai nostri trafficanti d'antichità e la loro merce passò così per la celebre casa d'aste londinese. Nel catalogo di Christie's, relativo ai giorni 1, 2 e 3 giugno 1857, nell'illustrare i pezzi messi all'asta si mettono in chiara evidenza le doti del Cara, che abilmente aveva messo in luce un così ricco patrimonio. L'esito di questa vendita, assai vantaggioso per gli offerenti ma disastroso per la scienza archeologica, a noi è già noto. Quello che resta da svelare è il mistero sull'identità del Barbetti e dell'Olivetti. Già il celebre canonico Spano aveva più volte parlato di 2 non meglio identificati speculatori sardi che sul continente cercavano di piazzare presso privati e musei preziosi reperti. Solo più tardi lo Spano, in un'infocata lettera al direttore generale dell'antichità del Regno, darà ai 2 speculatori i nomi di Gaetano Cara e di suo figlio. È evidente dunque che l'Olivetti e il Barbetti servissero solo da copertura o da prestanome. Mentre dunque i reperti archeologici autentici della Sardegna prendevano all'estero una strada senza ritorno, nell'isola non mancavano coloro che tentavano di arricchire il patrimonio archeologico sardo in tutti i modi, compreso quello della fabbricazione dei falsi. Stavolta, Mastro Raimondo, l'avete proprio combinata grossa. Vi siete ficcati in un bel impiccio, non c'è che dire. Non capisco. Ma Eccellenza, di che impiccio parlate? O forse offeso vostra signoria? Abbiate compassione per un povero ignorante, o moglie, figli. Non fingete di cascare dalle nuvole, Mastro Mongia. Sul via. Sapete bene perché vi ho fatto chiamare dalla Guardia Municipale. No, in verità. Beh, tanto peggio per voi. Finora avete imbrogliato quei poveri contadini che vi portavano bronzetti o altri oggetti che trovavano nelle campagne. Dopo avervi pagati 2 soldi dicendo che li avreste fusi per farne campanacci,
voi li vendevate a un prezzo 10 volte superiore ai collezionisti inglesi di passaggio. E tutto ciò senza farne la minima parola al museo che mi pregio di dirigere. Eccellenza, io ho 10 bocche da sfamare. Col mio modesto lavoro di fabbro, vedete, riesco a fare quel che posso. E del resto cerco di arrangiarmi. Che colpa ne ho io se gli agricoltori e i massai di Pirri e di Pauli non capiscono un accidente di archeologia? Non mi importa un baffo delle vostre speculazioni, dei vostri raggiri. Il fatto è, mio caro Mongia, che stavolta non vi siete limitato a gabbare i contadini di Pirri o di Pauli. No! Questa volta avete tentato di fare fessa alla augusta maestà di Sua Altezza Reale Re Carlo Alberto, che Dio conservi. Ma volete scherzare, spero? E come avrei potuto compiere una cosa simile? Sono un fedele suddito di Sua Maestà io. E sapete, da quando mi hanno fatto maggiore del gremio dei fabbri, ho fatto mettere in sede il ritratto del nostro re e ho fatto togliere una figura di un altro re con i capelli lunghi, bianchi, un certo Don Felipe, por grazia di Dio. Non dite idiozie! Piuttosto, guardate queste statuine. Le riconoscete? No. Beh, sì. Le riconoscete sì o no? Non fatemi perdere la pazienza. Ecco, sono quelle 4 statuine che ho venduto a 2 ragazzi l'altro ieri. Me le aveva consegnate un certo Giuseppe Orro. Anzi no, queste me le aveva date Serafino. E ditemi, a che epoca potrebbero risalire? Sì, dico, quando le avrebbero fatte, secondo voi? Eccellenza, io sono un povero fabbro della Lapola, Voi sapete più di me se queste statuine sono del tempo dei Romani, degli Egiziani o degli uomini dei Nurali. Allora volete proprio vedermi arrabbiato? Testardo di un fabbro. Ve lo dico io, a quando risalgono i vostri bronzetti. Risalgono giorno più, giorno meno, si intende, a circa una settimana fa. E per quanto riguarda l'artefice, ho l'onore di trovarmelo dinanzi. Ma che intendete dire? Che intendo? E avete pure il coraggio di chiederlo. Intendo dire che queste 4 cianfrusaglie obbrobriose le avete fabbricate voi. O qualche gaglioffo pari vostro? Già che sapete tutto, tanto vale che ve lo dica. I bronzetti mi riportano dalla campagna, solo nel periodo della ratura. Ecco perché non ne avevo neanche uno in casa. Ma quei 2 bravi giovani erano così dispiaciuti di non portare niente nel continente che mi sono dovuto ingegnare. Ecco. Ma bravo, bravo. A sentir voi il vostro intento, anima gentile, era quello di fare un favore ai vostri clienti, vero? Beh, sì, cioè, no. E le 100 lire che avete spillato a quei 2? Anche quelle per amore di carità? Eccellenza, io ho 10 bocche da sfamare. Ah, già, dimenticavo le vostre 10 bocche. Si dà il caso però che questa volta siate incappato male. Uno di quei 2 bravi giovani, come dite voi, è il figlio del conte Perrone, incaricato da Sua Maestà Re Carlo Alberto di ampliare il Reale Gabinetto delle Antichità di Torino. Meno male che i 2 giovani hanno ben pensato di sottoporre al mio giudizio il loro, diciamo, incauto acquisto. Bisognava però essere proprio ciechi per non accorgersi che questi sgorbi erano delle volgari imitazioni.
Vi prego, eccellenza, non mandatemi in prigione, io... Avete 10 bocche, me l'avete già detto. Beh, in fondo, potete ritenervi fortunato, Mongia. Se quei 2 giovani che avete imbrogliato non fossero venuti dal sottoscritto, il conte Perrone a Torino si sarebbe accorto dei falsi. E allora, caro il mio fabbro, frode ai danni del regio erario. Credo proprio che 10 anni di lavori forzati alle saline di Quarto non ve li avrebbe levati nessuno. Ma poiché la vostra furfanteria è stata scoperta in tempo, anzitutto renderete i soldi a quei giovani, vi scuserete e poi vedrò cosa potrò fare. Grazie, grazie eccellenza. Io sapevo che voi eravate un uomo coscienzioso. Che Dio ve ne renda merito. Prometto solennemente di non commettere mai più cose simili. Grazie, grazie. Se i falsi idoletti in rame realizzati dal povero Mongia fecero la fine che meritavano, frantumati dal loro stesso artefice in presenza del reggente e la Real Cancelleria, una sorprendente quantità di bronzetti fasulli continuò a far mostra di sé nelle bacheche del Museo di Cagliari per tutto l'Ottocento, fino a quando cioè Ettore Pais, divenuto direttore, seppellì nel più profondo sotterraneo del museo le croste che infestavano la collezione archeologica. E nei magazzini del Museo Archeologico di Cagliari, situati nelle antiche carceri della Torre di San Pancrazio, siamo giunti per mostrarvi alcuni degli idoli falsi e bugiardi, così vennero definiti, frutto di mistificazioni e raggiri che coinvolsero alcuni tra i più accreditati intellettuali e studiosi sardi dell'epoca. Le famigerate e false carte d'arborea costituiscono senza dubbio il prodotto più noto dell'attività dei falsari dell'Ottocento. Meno conosciute sono invece le vicende legate al traffico di falsi reperti archeologici. Un fenomeno tuttavia di vasta portata se si pensa per esempio che dei 180 bronzetti del Museo di Cagliari descritti dalla Marmora, ben 120 successivamente risulteranno falsi. Un numero destinato ad accrescersi enormemente negli anni successivi, se si pensa che in 15 anni vennero acquisiti dal Museo di Cagliari oltre 140 idoletti fenici, quasi tutti falsi. Coinvolto nella vicenda, anche secondo quanto ha affermato in un saggio il professor Giovanni Liliu, sarebbe stato un sergente di artiglieria in servizio presso il Regio Arsenale di Cagliari. La vicenda non venne mai chiarita. Fatto sta che nel 1858 il Cara venne esonerato dall'incarico. Vittima dell'inganno era stato anche il conte Alberto Ferrero di La Marmora. Egli infatti proprio in quegli anni aveva acquistato 87 bronzetti e, con il nobile intento di salvarli dalla dispersione, ne fece donazione al Museo di Cagliari nel 1851. Insomma, gli abilissimi falsari erano riusciti a raggirare anche il celebre viaggiatore piemontese. La collezione donata dalla Marmora, inutile per lo studio delle antichità sarde, ci rivela però una singolare e bizzarra immaginazione dei falsari nella rappresentazione della religione degli antichi sardi. Le divinità rappresentate, infatti, danno luogo ad un surreale Olimpo di mostri cornuti e con la coda, uomini ed animali con gli attributi più irreali e misteriosi. Ma torniamo alla nostra storia che volge ormai verso l'epilogo. Ecco, tutto è a posto, caro dottore. Il mio assistente ha terminato di compilare l'inventario dei pezzi in vostro possesso e da Roma è arrivata la risposta che aspettavamo. Bene, l'affare è ormai concluso. La ringrazio, signor direttore. Spero che quest'atto di noi eredi possa mettere a tacere una volta per tutte le malelingue. Eh sì, è una vicenda spinosa che bisognava pur concludere. E inoltre il nostro museo ha bisogno della vostra collezione di antichità. È proprio una vergogna che a Londra e a Firenze siano esposti un buon numero di pezzi
mentre qui a Cagliari ben poco si possiede della zona di Tarros. Bene, un'ultima firma qui, e poi qui, e qui. E abbiamo concluso. La somma pattuita, come già sapete, vi verrà versata alla consegna dei pezzi, che certo ben figureranno nel museo che ci apprestiamo a rinnovare. Grazie all'impegno della pubblica amministrazione e all'attività di illustri studiosi quali Vivanè, Pais, Taramelli ed altri, nel 1904 venne inaugurata la nuova sede del Museo Archeologico di Cagliari, nell'attuale Piazza Indipendenza. E con questa data la nostra storia si conclude. Continuano invece i furti e i trafugamenti di reperti archeologici, le incongruenze in materia di legislazione museale, così come continuano le polemiche che spesso inducono al sorriso sull'attribuzione della paternità delle opere d'arte. La menzogna, come ha affermato lo storico francese Marc Bloch, è il peggior nemico della conoscenza e della storia, ma anche quel fattore capace di insinuare nell'animo umano l'amore per la verità.